Eccoci di nuovo qui su Teletutto con Brescia in tavola, una nuova puntata. Siamo in Piazza Loggia in compagnia della signora, stavo dicendo, di questa ragazza che è signora. Ti chiami? Marta. Marta, l'età non te la chiedo, stai tranquilla. Tu Marta, di che ti occupi? Cosa fai? Allora, devo iniziare a studiare quest'anno a lettere e basta. Bocca al lupo in cattolica? Sì, esatto, in cattolica. Lettere moderne? Sì. Bravissima Marta, con un diploma di? Liceo linguistico al Lunardi. Andata bene? Sì, benissimo. Molto bene Marta. Senti, tu sei bresciana Marta? Bresciana. E hai degli interessi, degli hobby particolari oltre allo studio? Faccio atletica da sempre, mi interessa un po' lo sport in generale e poi adesso lavoro anche in una pizzeria, bar pizzeria. Per mantenersi, come si dice, gli studi. Bene Marta, senti un po', a proposito di pizzerie, insomma, luoghi dove si consuma cibo, col cibo che rapporto hai? Tu cosa mangi, cosa cucini, quali sono i piatti preferiti? Allora, mangio tutto, cucino un po' meno, mi affido più alla cucina di mio padre, oppure cucino i dolci. I dolci sono il mio forte. Davvero? Qual è il dolce che ti esce meglio? Biscotti di vari generi, tutti i tipi di biscotti, sì. Non so se lo fa apposta cosa, perché i protagonisti della puntata di oggi sono proprio i biscotti. A te i biscotti escono bene. Che fortuna. Sono i biscottini delle monache, cioè i basì delle monache, non so se li conosci. Titi, però Tra poco comunque ve li raccontiamo. la prossima volta. Adesso siano semplici comunque. Perfetto. A te quali sono i biscotti che escono meglio a te? Ma biscotti al cioccolato, biscotti con le gocce di cioccolato. Sono una fan del cioccolato, quindi cerco di metterlo un po' ovunque. Ma lo nascondi bene perché poi fai atletica, non si ferma da nessuna parte. Allora, biscottini delle monache, ingredienti, Marta, mi dici se ci sono o non ci sono. Albumi d'uovo. Sì. Sì, ovvio. Liquore marsala. Sì. No, pare di no. Mandorle tritate. Sì. Sì. Limone? No. No. Vin santo? Sì. No. Zucchero velo? No. Sì. Granella di nocciole? No. No. Esatto, infatti. E ostie da pasticcere? Sì. Sì. Basta, pare che questi siano semplici ingredienti per realizzare questi biscotti che ora vi raccontiamo. Grazie. Grazie mille. Restate con noi che iniziamo. Ma che bontà, piace al ricco e anche al paesano. Polenta, schiedo pure il baccalà, che forma e la nostra. Ecco qui amiche e amici, bentrovati, un nuovo appuntamento con Brescia in tavola, benvenuti nuovamente nella nostra rustica cucina, si può dire, no? Perché effettivamente certo, un ambiente che familiare e raccolto. Allora Marta in Piazza della Loggia. Marta è stata bravissima. Ma una cosa proprio inedita. I bresciani sono bravissimi, non tutti. lo dici mai. Poi no, Ma tu non c'entri. Vabbè, però se è prestata e con lei avete visto, abbiamo un pochetto giocato e scherzato sugli ingredienti dei basì delle monache. Tu di monache, di suore, le hai mai incrociate nella tua Ma vita? certo, sono sempre andata io dalle suore. Te Certo, menavano un all'asilo. po'? No, erano bravissime. Sì, bravissimo. Effettivamente, insomma, sono sempre meno le vocazioni femminili. Sì. Sicché Federica, anche tu potresti. No, non posso più. Non puoi più. A parte che non Chi lo è sa? detto, esatto. Chi lo sa? Mai dire mai, lasciamo sempre aperte le porte alla provvidenza. Esatto. Vabbè, comunque, questi basì delle monache sono dolcetti tradizionali italiani, quindi anche locali, spesso legati alla produzione conventuale, no? Di un tempo. Questi biscotti appunto vengono preparati dalle suore nei conventi utilizzando semplici ingredienti. Infatti, Sì, vedete qua tra poco ve li raccontiamo meglio. E tante volte anche tramandati quasi segretamente, no? tra le religiose, sì. che poi capirai il segreto su 4, quindi Ma il procedimento a volte. anche il procedimento, quindi tante volte venivano anche realizzati e ancora oggi magari lo fanno per finanziare le loro opere caritatevoli e i loro monasteri. Io Esatto. ne conosco di suore che ancora si danno da fare in cucina, nell'orto, Sì. vendendo, facendo magari non proprio biscottini, però cose simili. E quindi la forma è semplice, poi il gusto anche delicato, riflettono lo stile di vita proprio tipico delle monache. Alcuni di questi biscotti poi, Federica, venivano anche preparati per occasioni particolari, festività religiose, Sì. oppure ecco per anche momenti aggreganti di comunità. Sono anche molto buoni da accompagnare col caffè, non sono Buoni. E poi
poi sono semplicissimi, Sono semplicissimi da a questo, preparare. esatto. Sono molto facili. Va bene, allora adesso abbiamo un pochetto scherzato prima con Marta sugli ingredienti e ora li vedete qui inquadrati, sono davvero pochi. Sono davvero pochissimi. Ci serviranno 5 albumi d'uovo, E noi ne abbiamo preparati 2. un cucchiaino di mandorle tritate, Ah. 3 cucchiai di zucchero, 3-4, Sì. dipende insomma, di zucchero a velo, velo. e una ventina di ostie da pasticcere. Ok, sì, va Ok. bene, così, giusto per guarnire poi. Il procedimento comunque semplicissimo. Sì, e tu poco fa, prima di iniziare la Sì. nostra trasmissione, dicevi che sono assomigliano un po' brutti ma buoni. Esattamente. Sì, perché poi Sì. le varianti, c'è chi lo fa con la nocciola, chi con la mandorla. Esatto, poi la frutta secca insomma un attimino va anche un po' a piacere. Sì, Comunque vero. classico è con le mandorle, Con le- poi sì. se hai le nocciole si Va possono bene. fare anche con le nocciole, Come dire, buonissime comunque. non vi condanneremo per questo. No, non mai, avrete- assolutamente. Non è che ci arrabbieremo per queste varianti. Poi noi raccontiamo queste ricette anche perché poi, Federica, effettivamente si possono anche prestare alla personalizzazione, ai gusti, Sì, senza certo. stravolgerle ovviamente. Esatto. I basi, tu li vuoi i basi? C'è chi ti dà i basi però? E certo. No, basta. No, sì. no, per allora, carità. non scendiamo nei particolari, No, questa comunque sì. ambizione. Va bene, allora, gli ingredienti sono questi, vediamo Allora, come si preparano. il procedimento, semplicissimo anche quello, dovremo montare a neve fermissima Gli albumi? i nostri albumi. Che una volta si faceva con quello Esatto, manuale. adesso è sbatti uova manuale. mia mamma l'ha sempre fatto con Sì, ma- sì, mia mamma è campionessa di pesi massimi. Sì, No, sì. effettivamente anch'io in casa lo avevo. Voi amiche, amici, ce l'avete in casa ancora? Utilizzate quello manuale? Ormai chi lo usa manuale? No. Perché poi la rotellina era piccola, davi Sì, e ce la faceva tua mamma. era e come? Quindi quando li ribaltava poi non cadevano. Niente da Mamma fare. mia, ragazzi, signora. Devono essere proprio così per essere montate bene. Sì. Ribaltando la bacinella non deve muoversi. Nulla, non deve cascare No. nulla. Quindi Montati a neve fermissima, uniremo le nostre mandorle tritate Sì. e lo zucchero a velo, Ok. mescolando veramente lentamente dal basso verso l'alto per fare in modo che non si smonti. Ah, ok. Altrimenti si smonta la cosa deve molto rimanere là. lentamente. Pensavo che lo zucchero a velo, si utilizzasse alla fine come guarnizione. No. Invece va messo dentro. Ok, va benissimo, quindi si monta tutto dal basso verso l'alto lentamente. Bravissimo, Ok, poi prenderemo la nostra teglia dove adageremo le nostre ostie Sì? Ah, ok, e sotto un piano. verseremo l'impasto al di sopra di questo. Ok. Inforneremo a una gradazione medio-bassa, direi 160-180 Ok. gradi per una quarantina di minuti Ah, ok, circa. sì, sì. E poi verranno una volta. Asciugatura, cottura, sì, anche cottura ovviamente, però. Sì, non è proprio una vera e propria cottura, nel senso che non dovranno colorarsi tanto, Certo. dovranno restare Sì. leggermente chiari, ecco. Ok. Una volta trascorso il nostro tempo tireremo fuori i nostri basi delle moneghe. Basi delle monache, inviteremo le amiche e gli amici per un caffè. Esattamente. Hai occasione tu? Hai questi momenti conviviali? Certo, certo. Allora preparerai Tantissimi amici io. i basi delle monache e quindi il fondo, le ostie saranno il fondo dei biscotti. Poi Esattamente. si taglieranno poi. Si taglieranno, tant'è vero che come li chiamavamo, tanti li chiamano brutti ma buoni, è perché effettivamente l'aspetto non è poi così invitante, ma veramente al palato sono Sì, strepitosi. sono strepitosi e lo ribadiamo anche molto davvero facili da preparare. Va bene, con i basi delle monache vi salutiamo. Vuoi dare dei basi, mandarne qualcuno? Sì, vabbè, le monache magari la prossima a te? volta- i basi di A Federica. Va bene, alla prossima, grazie, arrivederci. Ciao. Che bontà, piace al sindaco e al sacrestà. Tu caso un sei e tutto il resto, e cos de via, tutto a posto.